Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buonasera cari amici e ben trovati. Stasera parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, quello che ha dato da sempre del gran filo da torcere a filosofi e pensatori, la libertà. E ne parliamo attraverso un libro che si può anche definire un libello perché avrà un 110 pagine, non di più, che si intitola Discorso sulla servitù volontaria, scritto nel 1540 o 46 da Étienne de la Boétie, un umanista, francese, che ha innovato questo pensiero. Di base cosa dice questo autore? Nel discorso sulla servitù volontaria sostiene che i tiranni o i monarchi detengono il potere perché sono i sudditi a concederglielo, volontariamente addirittura. Ecco perché servitù volontaria, preferendo la sicurezza di vivere, seppur miseramente, alla speranza di vivere meglio, e quindi si asserviscono volontariamente. Che cosa porta a questa subordinazione, volontaria? Tanti elementi, dalla corruzione all'abitudine, all'appartenenza religiosa, anche le liberalità e i circenses, no, mi vien da dire, sono tutti, circuiti automatici, in cui le persone, vengono prese anche con la propaganda, anche con i convincimenti vari, sotto varie forme, e di cui si nutre proprio l'obbedienza. L'obbedienza diventa un'inclinazione, che fa apparire naturale ciò che non è connaturato all'uomo, cioè la mancanza di libertà. E addirittura, in virtù di questo meccanismo mentale, e sociale, perché è collettivo il meccanismo, questi asserviti mettono la propria vita nelle mani di un'unica persona, che lui definisce il tiranno, ma potrebbe essere un re, potrebbe essere un sovrano, insomma, non necessariamente un dittatore. Molto spesso questo tiranno, lui lo descrive, è anche una figura di pochissimo spessore, l'abbiamo visto tante volte nella storia. Questi re, che ereditavano il titolo non avevano delle capacità spiccate, molto spesso erano anche dei fantocci di altri, strateghi, politici. La Boétie non deplora la tirannia, attenzione, sarebbe troppo facile, non deplora la tirannia di per sé o le gerarchie politiche verticali di per sé, anche perché è un figlio del suo tempo, siamo nel XVI secolo, e non propone una forma alternativa di governo, ma lui deplora ciò che gli individui negano a se stessi, cioè la libertà, e che proviene da loro stessi. Questo vincolo proviene da loro stessi, quindi non da coazioni esterne, non dal tiranno, non dalle armi, non dalle baionette, ma da un moto endogeno nell'animo umano. E per enfatizzare questo concetto giunge addirittura a definire la tirannide democratica, in un'epoca in cui la democrazia come la conosciamo noi non c'era ancora, quindi estremamente pionieristico. E questa tirannide, perché è democratica la tirannide secondo la Boétie? Perché consente a ciascuno di farsi oppressore dell'altro. Addirittura è proprio lo strumento che il tiranno stesso utilizza per sottomettere i sudditi, gli uni per mezzo degli altri. E l'abbiamo visto tante volte nei nostri totalitarismi. Pensate al comunismo di Mao, dove lui aveva creato proprio una gerarchia di controllori, addirittura all'interno del medesimo condominio gli uni controllavano gli altri. Ma qui il discorso è un po' diverso, vediamo di capirlo meglio, perché appunto non sostiene che è il tiranno a togliere la libertà, ma è il popolo stesso che se la autolimita.
E quindi la soluzione che lui individua è molto semplice, e cioè che il popolo stesso combatta il despota, ma non con la forza delle armi. Non serve rovesciare il potere, ma nel modo più pacifico che ci sia, semplicemente smettendo di obbedire. Sembra una cosa semplicistica che va a minimizzare certe pagine della storia dove abbiamo visto popoli sottomessi con genocidi, con sistemi di questo tipo per sottometterli, ma in realtà non minimizzo assolutamente tutto ciò, perché va ancora più in profondità nell'animo umano. Allora, nelle sue pagine, che io vi consiglio assolutamente di leggere, trovate il libro anche in forma universale, io ne ho uno qui davanti, della Feltrinelli, Economica Feltrinelli. Nelle sue parole c'è molto entusiasmo che trapela tra le righe, come se lui avesse fatto una scoperta, che effettivamente ha fatto, perché viene in un momento dell'umanesimo in cui l'uomo, liberatosi della crisalide di Dio, diventa protagonista della scena sociale, della storia, e può tutto, può tutto. L'uomo dell'umanesimo può tutto, e quindi il privarlo della libertà, di cui invece gode massimamente nella concezione filosofica del tempo, è quasi un sopruso, è quasi un affronto, è un'eresia. Questo libro non è stato pubblicato, e poi dopo lo vedremo, è stato censurato. Ecco, questo entusiasmo, vi dicevo, è permeato di una logica molto acuta, molto acuminata, è figlio, senz'altro, di una grande intelligenza, di un pensiero avanti, pionieristico sui suoi tempi, come ho detto, ma anche da un forte impulso idealistico, perché l'autore, quando scrive questo libro, ha 18 anni. Rendetevi conto, aveva già degli incarichi politici importanti e andava avanti come un treno, insomma. Ma il suo obiettivo, è quello proprio di smuovere le coscienze, di far capire al popolo la verità, mai detta prima, perché scomoda, perché pericolosa, perché affermare una cosa del genere vuol dire intanto, sottolineare che il tiranno non ha potere, laddove invece tutto veniva fatto per costruire l'immagine di potere del potente, del monarca. C'era una costruzione che noi, in confronto, oggi c'è da ridere. Quindi era molto pericoloso questo messaggio, e inoltre era in antitesi anche col pensiero filosofico del tempo, come dicevo poco fa. L'uomo quindi, per la Boétie, è artefice della propria libertà, ed è artefice della propria negazione della libertà. Si mette, in questo libro proprio nella prospettiva del popolo, per cercare di renderlo consapevole del proprio potere, semplice, del proprio potere, quasi come quello che noi abbiamo al giorno d'oggi quando abbiamo la matita di grafite in mano per fare quella crocetta nell'urna elettorale. Abbiamo un potere immenso, nella punta della matita abbiamo un potere immenso, quindi non serve la rivoluzione nel sangue, alla maniera dell'antichità. Ehm, Ha molto ottimismo la Boétie nei confronti delle capacità autoliberatrici dell'uomo. È proprio la ragion d'essere dell'opera, è su questo che lui insiste, quando afferma che per essere liberi bisogna solo volerlo, basta desiderarlo. Dietro a questa parola desiderare, è molto importante il concetto, perché lui dice che non è l'oppressione, il giogo dell'oppressione a far sì che i popoli si liberino, ma perché appunto restano succubi, di una catena di interessi, che li lascia in quello stato di sudditanza, ma è il desiderio, il desiderio di risveglio che porta gli uomini a liberarsi, a non soccombere più alla soggezione al tiranno, alla subordinazione al tiranno. Quindi l'opposizione
e la resistenza dell'uomo libero contro l'obbedienza e quindi la disobbedienza sta proprio nel desiderare di essere libero, e questo desiderio è la forza desiderante dell'uomo libero. È molto sottile il concetto, è molto sottile. La forza desiderante è un entusiasmo di liberazione, è un entusiasmo verso il cambiamento, è un risveglio del sé potente che si comunica a tutti gli individui della società, quindi è un risveglio collettivo. A me leggendolo è venuto immediatamente in mente il nostro periodo del Covid, dove il 90% delle persone sono state soggette, sono state intrigate, sono state asservite, hanno detto di sì anche quando non erano d'accordo. Anche le persone più avvedute che capivano che c'era un qualche intrigo dietro a queste restrizioni, dietro a questa violenza che ci è stata fatta durante il Covid. Ricordatevi il Green Pass, ricordatevi il Green Pass. Che cosa è stato il Green Pass? Un asservimento assoluto, proprio esattamente in questi termini. Quindi il desiderio, la forza desiderante per me è quell'impulso che permette di disobbedire, che permette di uscire dal supinaggio ottuso proprio, ottuso o interessato, ottuso o interessato. Quindi è veramente molto, molto importante questa il concetto di desiderio, quindi io posso essere in catene, ma non avere questo desiderio, e non sono le catene a farmi desiderare di liberarmi, ma è il desiderio stesso, perché questo è connaturato con l'umanità, è qualcosa che l'uomo ha dentro di sé, il desiderio di libertà. E lui dice, testuali parole: siate risoluti a non servire più ed eccovi liberi. È molto importante, il desiderio di libertà, che l'autore appunto nomina spesso, sottende l'invito di La Boétie alla consapevolezza, questo è il punto importante, la consapevolezza che è l'unico elemento che fa sì che non ci si pieghi passivamente, per esempio, alla informazione che ci viene data, alla comunicazione che ci viene data, agli eventi che ci vengono proposti, o che vengono anche enfatizzati per spaventarci, perché come abbiamo visto in quel periodo, e così pure nel 1500 Etienne de la Boétie, e lui poi attraversava esattamente un periodo infernale, lotte di religione, la Francia in ginocchio, ricordatevi la situazione di quegli anni, di quel secolo. O metà del secolo. Bla bla bla, ho perso il filo, scusate, ma lui dice in poche parole di mantenere sempre accesa dentro di noi questa predisposizione dell'animo umano, che è pura, che è naturale e che è una delle è la nostra forza interiore, quindi che lui chiama desiderio, che ci rende liberi di essere noi stessi. L'analisi di La Boétie parte anche da un fatto: la condizione di migliaia di uomini che si subordinano talvolta a un solo tiranno, che si subordinano a un solo tiranno, quello che lui definisce uno, un. E questo uno, come dicevo prima, non è sempre un virtuoso, non è sempre un uomo che sa custodire il potere, che sa gestire il potere. A volte è un inetto, nella storia tanti sono stati così. E quindi non potrebbe fare loro alcun male se essi non preferissero il subire questa figura piuttosto che contrastarla, e quindi sono gli stessi sudditi che si fanno dominare, perché se solo smettessero di servire sarebbero liberi. Ecco, è molto audace, no, se ci pensate. Allora, poco prima di morire, nel 1563, La Boétie affida all'amico ben più conosciuto umanista e filosofo Montaigne, francese, tutta la sua opera.
che verrà pubblicata nel 1571. Ma Montaigne cosa fa? Esclude il discorso sulla servitù volontaria. All'inizio voleva metterlo come contorno dei suoi saggi molto famosi, ma dopo, decide di stralciarlo e decide di stralciarlo perché, perché il pamphlet era stato, inizialmente pubblicato parzialmente, ma poi in modo anonimo, ma poi, censurato e condannato addirittura ad un pubblico rogo, proprio perché era un pamphlet estremamente, provocatorio e rivoluzionario, non si poteva accettare in quell'epoca. E quindi di fronte a questa situazione pericolosa Montaigne decide di non collocare più al centro della sua opera, che è stata pubblicata poi successivamente, il discorso di La Boétie. Non solo, ma motiva questa scelta disconoscendone proprio la legittimità dell'uso politico, dell'uso, rivoluzionario. Con questo scritto però bisogna sottolineare, che la Boétie non propone alcun sovvertimento politico, non propone un contropotere, ma di più lui considera con estrema disprezzo, nelle sue parole, le congiure di quegli arrivisti, diremmo oggi, di quegli ambiziosi, che non desiderano abolire la monarchia, ma appropriarsene e quindi criticano il tiranno, ma con lo scopo nascosto di cacciarlo, ma per perpetuare la tirannia, ma sotto altro nome, il proprio. E quindi vedete che c'è anche un'ipocrisia molto forte. Ehm, Lui dice semplicemente: "Non voglio che vi scontriate con il tiranno o che lo facciate crollare, limitatevi a non sostenerlo più e lo vedrete come un grande colosso cui sia sottratta la base, cadere d'un pezzo e rompersi." Lui però, fa un'eccezione, una sottolineatura, diciamo così. Riconosce che in certe situazioni l'umanità si è trovata ormai troppo avanti nella subordinazione, è diventato troppo tardi, dal momento che, da troppo tempo il popolo sembra non avere coscienza del male che l'affligge e quindi, va verso una china mortale, insomma. Per cui ci sono delle situazioni, come appunto i genocidi o le grandi schiavitù, i grandi momenti della schiavitù, delle deportazioni, eccetera, eccetera. Mi viene in mente il genocidio degli armeni, degli ebrei o altre situazioni, spaventose. Ecco lì, a quel punto, non è più pensabile di uscire da quel meccanismo, perché si è entrati in un circuito automatico dove, la sorte degli oppressi diventa veramente tale e diventa, irriducibile, inalienabile, e la storia ce lo fa, vedere. Quindi Ehm, il potere, secondo la Boétie, non è legittimato da Dio, non è legittimato dalla legge del più forte, come invece fino a quell'epoca si riteneva, appunto la forza delle armi, la forza delle baionette, la prepotenza, gli arresti, le sanzioni, ma sono gli stessi sudditi che costituiscono la base di questa servitù, cioè la rendono possibile e acconsentono. Infatti, i tedeschi acconsentivano e hanno applaudito al nazismo tutto il primo periodo. Gli italiani erano tutti fascisti al 99% fino ad un certo punto, ma poi, come appunto sostiene la Boétie, a quel punto, diciamo la massa critica dell'adesione è troppo forte e tutti poi soccombono e non è più possibile l'opposizione e non c'è che l'obbedienza. Ecco. Una volta che il dominio si è affermato, gli asserviti sembrano ormai impotenti.
E questa è la nostra, vera, tragedia. Una delle, prime ragioni della servitù volontaria sta nell'abitudine, risiede nell'abitudine secondo la Boétie, perché l'abitudine ci insegna la servitù, ci plasma a suo modo, malgrado l'inclinazione naturale che l'uomo ha verso la libertà, ma non la vede quasi più, la confonde con il piacere dell'abitudine che è confortevole, che è comoda, che è facile, che è sicura e quindi il tiranno va a rafforzare questa disposizione all'abitudine sfruttandolo per servire. Anzi mette in atto delle distrazioni, i romani facevano così, no? Panem et circensis, con passatempi, con elargizioni, al giorno d'oggi abbiamo tutti i bonus, il reddito di cittadinanza, tutto abbiamo. E questo cosa fa sì? Fa sì che il tiranno riesce a mantenere il popolo in uno stato di ottundimento intellettuale, di spossatezza, di mancanza di nerbo, di accettazione, di viltà. I cellulari in mano ai bambini hanno questo solo ed unico scopo, non altri scopi. Quindi fondamento della tirannide, quindi la molla della dominazione è una catena di favori, di protezioni. Al giorno d'oggi io tante volte mi sono espressa su questo argomento, la sicurezza, le previsioni del tempo, tutte queste cose che ci vengono somministrate come un farmaco sublinguale dalla mattina alla sera. Nel caffè latte ci mettono la goccina della sicurezza e noi siamo tutti contenti di avere sicurezza. La sicurezza non esiste, cari signori, non esiste nessuna sicurezza nella nostra vita. La sicurezza che i potenti ci somministrano è il fondamento della tirannide. Ecco, quindi lui ancora per dire le sue parole, poi termino, ci definisce anime perse che sono ben lieti di sopportare il male per farne a loro volta non già a chi gliene fa, il monarca, ma a chi come loro sopporta senza reagire, in una catena di individui che non si amano, non si fidano reciprocamente, ma hanno ciascuno paura dell'altro e sono privi di quella condizione di eguaglianza e di libertà perché preferiscono scalare a loro volta le vie del potere. Che tristezza. È molto interessante anche questo aspetto di sparpagliamento della società. È un atteggiamento estremamente divisivo e laddove c'è divisione gli uni dagli altri, quando i popoli si dividono al loro interno, allora c'è la disgregazione più totale e la tirannide ha facile gioco. Bene, io spero di avervi interessato, ripeto il titolo del libro, Etienne de la Boétie, Discorso della servitù volontaria, lo trovate anche in Universale Economica Feltrinelli, vi dico anche i quattrini, 9 €, del tutto abbordabile. Bene, vi saluto e vi ringrazio. Da Francesca Corbella, in alto i cuori e la mente libera. Avete ascoltato